Paolo Cilona, domani un evento al 30° della scomparsa di Mikhail Gorbaciov. Ecco, lei ad Agrigento al Parco del Cerchio Letterario fa un evento per ricordarlo. Ecco, cosa l'ha spinta a questa manifestazione, a questo ricordo? Ecco, perché proprio ad Agrigento, vicino alla casa di Pirandello? Innanzitutto perché è un luogo per noi molto importante sul piano culturale e della storia, perché Pirandello è uno dei più grandi drammaturghi del nostro 2000 secolo. Quindi ritengo che lì mettere una pianta in ricordo del presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov è un modo per ricordare il cammino politico di un uomo che dedicò la sua vita per la pace, la cooperazione e la solidarietà tra i popoli. Grazie a lui e alla sua politica cadde il muro di Berlino e quindi tutti i paesi dell'est europeo riscoprirono il profumo della bellezza della libertà. Quindi un uomo del genere è difficile non ricordare e noi agrigentini siamo ben lieti di ricordarlo con un convegno al quale interverrà come relatore l'avvocato Giovanni Tesè, poi ci sarà il coordinamento dell'ingegnere Bernardo Barone e le conclusioni da parte da parte mia. Quindi come si vede, e poi ci sarà anche a conclusione un piccolo intervento da parte di Vera Di Francesco che parlerà della biografia di questo personaggio. Quindi Agrigento, terra di personaggi, terra di pace, non per caso noi abbiamo il Tempio della Concordia, ricordiamo quell'uomo che dedicò la sua vita per la pace e la concordia tra tutti i popoli.